Un botto, la corsa di alcuni dipendenti di una ditta verso il fosso nel disperato tentativo di aiutare il centauro. Sulla strada un ammasso di lamiere. È la moto, un Ducati di Alessandro Ponzo, 25 anni di Carbonera. Il giovane è morto sul colpo. La scena che si sono trovati di fronte i soccorritori è straziante, il corpo coperto da un lenzuolo, nulla da fare. Per lui troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto l'elicottero del suo M118 che atterra in un campo poco distante il luogo dell'incidente. La strada, via Brigata Emilia, a Pero di Breda di Piave, viene chiusa in entrambe le direzioni. Sono attimi concitati. Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi per accertare la dinamica di questo incidente. Secondo i primi accertamenti il ragazzo ha perso il controllo della sua due ruote. Prima è finito contro il muro di cinta in cemento e poi nel fossato. Non è escluso che alla base della tragedia ci sia stato un malore del centauro. Il 25enne stava facendo ritorno a casa. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Breda di Piave. Ci stringiamo attorno alla famiglia, dice. Un ragazzo che, mi viene da dire, aveva non solo un sogno, tutta la vita davanti. E vabbè, adesso non entro nel merito di quelle che possono essere state le cause, anche tutto fa pensare a una fuoriuscita autonoma. È una tragedia incredibile, insomma, potete vedere anche quello che è rimasto. Alessandro Ponzo, che avrebbe compiuto 26 anni a settembre, era andato da un amico, aveva la giornata libera, lavorava presso un'officina meccanica della zona. L'incidente a pochi chilometri da casa. Sul luogo si sono precipitati il fratello, il padre, lo zio. Lo strazio di un dolore immenso, la perdita di una persona amata, il futuro, i sogni, tutto si è fermato in quel drammatico momento. Sulla strada le lamiere contorte, la moto distrutta. Si tratta del nono incidente mortale in provincia di Treviso dall'inizio del 2026. Dobbiamo fare tutti tanta attenzione, soprattutto ricordarci che basta niente e ci rimettiamo noi e ci rimettono anche tutte le persone che ci vogliono bene. La notizia ha subito raggiunto Carbonera, l'intera comunità, ha detto la sindaca Federica Ortolan, si stringe alla famiglia in questo dolore grandissimo.